Allora! No, allora, quando uno dice, no, allora. Scusa, ma uno di solito inizia, saluta, benvenuti. Cioè, No, ma è come il no sapere che la iniziare gente per noi impazzisce, capito? C'è un impazzimento totale di questa trasmissione. Allora, lo sai? allora? Certi giornalisti fanno, allora, dicevamo, capito? Mi Ma piace. io non l'ho mai sentito un giornalista che fa allora così, Come ragazzi. no? Non l'ho Come mai no? sentito. Quando vendono i giornali in mezzo alla strada, allora, Sicilia, prego! Capito? Così. Ah, che fai stasera? Io non so che fare stasera, non lo so cosa fare. Ma anch'io, sai, non so cosa fare. Che c'entra con che coscia? Che vuol No, dire? cosa fare. Ma che cosa? No, Cosa la fare? Non so puntata, cosa che fare. Cosa fare? Ma le cosce, ma cosce da pazzi, ragazzi. È tremenda questa donna, va bene. Allora, Desiree, oggi facciamo le coscette che io Sì. le ho chiamate leva e metti. Che c'è? Che è successo? Le vermetti stavi dicendo? Perdonami, stavo dimenticando di Ma salutare. no, ma lascia Salutare. stare, ma stiamo E parlando anche della te, e puntata, anche te. ragazzi, ma E uno quella si può. dell'artrosi cervicale che sto Dai, ragazzi, quanto mentre vuole parliamo bene. della Ma come puntata non si faccio a internò. salutare? Vabbè, ragazzi, basta. Manica! Ci rinuncio, C'è la ragazzi, piccolina, la minchia, telecamera la è più piccolina. piccola. Ma chi ci toglie dai malanni? Lo zio Gianni, Lo possiamo zio Gianni. proseguire per favore? Guarda che faccia che ha. Scusami, che Guarda faccia? che bella. Che faccia? Che coscienza Che che ha. coscienzioso. Che coscienza, che coscienza. Mi stavi spiegando Bene, la ti ricetta, spiegavo la smetti per ma favore? devo... Prego. Allora, volevo salutare Jean-Paul. Ma chi è Gianpaolo? Jean-Paul. Jean-Paul. Che ci ha permesso di fare questa puntata? Che è il pollo dello zio Gianni. Jean-Paul. Va bene. Allora, Grazie a Gianpaul, oggi siamo facciamo la qui. puntata. Allora, mi fai prendere? Allora, devo prendere un coltello Oh, ragazzi, da veramente. disosso. Che è Prima o questo poi qui. ce la chiuderanno questa Facciamo trasmissione. vedere ai nostri telespettatori e telespettatrici come andremo a pulire queste coscette. Sì, Facciamo così, guarda, a volo. Andiamo a togliere questa carne di qua, sì. sì, Scarniamo quest'osso, vedi, in questo modo, sì. fino ad arrivare qui. Poi infiliamo il coltello Mamma in mia, questo ragazzi, che modo. tutorial che abbiamo, Eh? ragazzi. È un tutorial questo. Brava, Bravo. brava. E abbiamo fatto questo lavoro e andiamo a togliere questa, così la mettiamo qui. Ma sei sicuro Poi, sì. che va fatto questa cosa? Assolutely, perché E poi con ti le faccio ossa che vedere perché. facciamo? Ora ti faccio Facciamo vedere il che brodo faccio. di ossa? No. Come si chiamava quella cosa? Il Con le fondo ossa. bruno, il fondo bruno. Il fondo bruno con le Nel ossa. caso del pollo faremo il fondo bianco. Il fondo o pollo. Bianco. Togliamo questa qui, che c'è un ossicino, lo vedi? Che stai facendo? Togliamo tutto. Stai pulendo l'osso? Esattamente, mi prenderesti un piatto per favore? Sì, Sei molto gentile. eccolo qua. È una virgola come può spostare qualunque discussione, sai? Tu ti ricordi di Dante, no? Certo. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando l'altrui saluta. Sì, e invece com'è? Sposta la virgola. Tanto gentile e tanto onesta Pare la donna mia quando l'altrui tu saluta. Ecco qua, infiliamo il coltello così, diamo un taglionetto e abbiamo uscito l'osso in questo modo. Bene, Stiamo bene. così. È necessaria questa cosa? Eh sì, sì, perché mi serve, perché ti devo far vedere certe cose. Beh, lo può fare anche il macellaio. Certo, Me però ne- io lo faccio vedere così mi tolgono e metto l'osso qua. Dici tu, ma perché metti l'osso qua? Che dici? Cosa gli dice al macellaio? Me le distrugge 3 coscette No, di fondo? esatto, mi può disossare dandomi le ossa, per favore. Dandomi le ossa. Sì. Perché le ossa oggi sono No, importanti. vi farò vedere a cosa servono. Eh, Abbiamo detto che questo pollo le chiamiamo coscette leva e metti. e metti. È giusto? E ci spiegheremo il perché del leva e metti. Questa ti sta venendo bene, me lo sento. Tutte vengono bene. Ecco qua, questo lo mettiamo qua. Andiamo a togliere questa parte così, vedi? Sì, Questa parte così, vedi? sì. Un po' di carne di qui la togliamo e la mettiamo qui. Poi, aiutandoci col forno al microonde, che Sì. a casa ce l'abbiamo tutti, Certo. lo mettiamo al massimo
di potenza. A 180 gradi, No. 20 minuti, ragazzi, è No. sempre quello, 180 No, gradi, in questo 20 caso minuti. non è così. In questo caso mettiamo al massimo di potenza. Prendiamo questa bellissima polpa di coscia di pollo. Sì? La ecco, vedi quando usi il coltello No, sbagliato? dai, lo stai tagliando allora. Ma allora che l'abbiamo fatta a fare? E ora te lo faccio vedere. La polpa. Brava. E te vuoi là. Mi apri il frullato? Questo? Ah, eccolo Yeah. qua. No, ecco, bravo, metto questo qua. Ok. Mi metti un cucchiaio di pangrattato, un cucchiaio di parmigiano. Sì. Cucchiaio di pangrattato, pangrattato. un cucchiaio di parmigiano. Cucchiaio di parmigiano. State seguendo, Nel frattempo ragazzi, metto step del by sale. step, la nostra Step by ricetta. step, Mi raccomando, anche voi potete riuscire a farla. Sale, l'ho già messo. Vi piace Bene. questa mia rubrica di cucina? Vedi? Ci seguite? Un poco di prezzemolo, metti il parmigiano, dai, assassina. Va bene così. Poi prendiamo, Poi, sempre con quel cucchiaio che hai in mano, Certo. vado a mettere un mezzo cucchiaio di curcuma, curcuma. poi metto mezzo cucchiaio di ginger. Curcuma. Mi dai la paprika per favore? La Mezzo paprika, cucchiaio di ragazzi, paprika, cambia tutto. così, sposta. Mi dai gentilmente sia il ketchup, la senape e il... È la salsa barbecue, Brava. immagino, no? Facciamo 1 e 2. Guardate, poi le dosi ve li dirò. 1 e 2. Se ci piace più affumicato metteremo più barbecue. Poi prendiamo Poi? la senape Yes, e la mettiamo qui. pure, Così. così, Chiudiamo il tutto Sì. e diamo una prima. frullata. Lì c'è dell'uovo. Ecco qua. Ne mettiamo non molto perché ci serve solo per fare legatura. Certo. Che poi lo useremo per un'altra ricetta, questo posalo lì. E poi guarda, andiamo a mettere un filo di miele. Miele addirittura, pazzesco. Miele, era il colore. No, dei metti lo nostri zest? sogni. No, mettiamo No. il limone. Dai, io lo mettiamo un po' di zest. No. Lo zest sistema tutte le cose. Glielo vuoi Andiamo a mettere un po' dare- di zest? no. Ne andiamo a guardare la consistenza e vuole un altro po' di parmigiano e un altro po' di pangrattato. Pazzesco, ragazzi, questa ricetta. Vai. Vai. Mettete un po' di parmigiano e un po' di pangrattato. Seguitemi, ragazzi. Che c'è? Ragazzi, mentre voi la seguite, io ascoltazzo. E ora che abbiamo fatto questo bel composto, guarda cosa andiamo a fare. Lo prendiamo, Sì? lo andiamo a mettere in una boule, dopo che Allora, la signoria vostra mi dà una marisa. Ricordiamo un attimo, coscette di pollo, Sì, disossate, disossate. tagliate e messe lì. Abbiamo messo parmigiano, pangrattato, prezzemolo, poi abbiamo messo le salse, ginger, curcuma e paprika Sì. e poi abbiamo aggiunto niente che di meno ketchup, salsa barbecue, senape e poi il miele. Brava. Giusto? E la consistenza deve essere questa. Tu hai aggiunto questa dico. 2 volte il pangrattato. Perché avevo bisogno il di parmigiano. mangiare, perché poi dipende dalla coscia, può essere più o meno umida, più o meno coscienziosa. Bisogna vedere se, insomma, Ecco qua. come si Vabbè. tiene Jean Paul. Questa qui, perfetto, Jean Paul. Ecco qua, vedi? E Questo allora, è il nostro composto. bene, Andiamo a prendere cosa? e che ne so? Le ossa che avevamo messo Ah, le al ossa, microonde. certo. Nel frattempo vedi come sono diventate. Sì, Non dobbiamo avere contatti con la crudità, un disastro. per cui facciamo... No, disastro perché è perfetto. Reumatismi, come sono? Come sono? No, niente, lasciamo stare, vediamo.
Allora, Abbiamo pulito le ossa. Questo lo mettiamo qua. Prendiamo una bowl con l'acqua. vabbè. Ecco qui l'acqua. Ecco qua. Questi li spostiamo qui. E guarda che facciamo. Che Prendiamo le facciamo? ossa, Prendiamo l'ossicino, che ci carino. bagniamo così. Prendiamo il composto. Mhm. Lo apriamo in questo modo. Hai capito perché li ho chiamati le vermetti? Praticamente andiamo a ricostruire come se capito? fosse una coscetta di pollo. Hai capito perché Avete li ho chiamati capito? le È vermetti? chiaro? Eh? Eh? Ah, questa ricetta è tua, vero? Certo, sto spiegando infatti Certo. il senso della ricetta. Cioè, voi vedete? Andiamo esteticamente, è molto... Free, diciamo. Sì, esatto. C'ha un suo profumo americano proprio. Capito? E poi ti dicono, ma è così il pollo? No, ma come le fa? No, è proprio così. Ok, guarda che faccio. Ci Li siete, metto ragazzi? Pronti? Qua e lo metto qua. A quale step siamo? Ecco, dimmelo tu perché mi sono un attimo confuso. Ora che dobbiamo fare? Vanno fatte riposare. Eh? Vanno fatte riposare. Dove? Stanza a letto? Stanza a letto? Almeno 2 orette. Allora, riportiamo queste nel forno a microonde. Giusto. Chiediamo, giusto? Bravo. Diamo una cottura Cottura, a microonde, in modo che siamo certi che poi nella cottura Non si esatto. sfalda. Brava. E alla via così. Ah, hai messo 1000 watt? Bravo. 2 minuti e mezzo. 2 minuti. E mezzo. O 2 o 20 a 2 seconda. minuti e mezzo. Mentre noi aspettiamo che si fanno, prepariamo per la prossima ricetta e diciamo consigli per i consigli. A tra poco. Che cosce vediamo non ne avete l'idea. Jean Paul al bacio. Allora Desiderio, mentre tu eri di là Sì. non fai niente, capito? Non è vero, mi stavo confrontando con il regista sulle scelte dei piatti delle prossime puntate. Ah, ci pensi tu, è vero? Certo. Dimmi. Sto soffriggendo uno spicchietto d'aglio Sì. perché adesso andremo a fare il filetto alla Wellington. Ma che c'entra il filetto alla Wellington, scusa? Quello, se non mi sbaglio, è il filetto di maiale. Coscia. Coscia di maiale. Si devono fare- E allora? Ah, il filetto, ci vuole il filetto. Scusa, vabbè, che una cosa cover- c'entra? Una cover del filetto alla Wellington. Ma che cosa c'entra una Una cover? cover band Scusami. del filetto alla Wellington, vedi? Non c'avevo neanche prosciutto crudo che ci sto mettendo il bacon. Ma allora non è il filetto alla Wellington. Vabbè, è Quello una si cover fa band, è una cover band, con il vabbè. Si fa con il... filetto di vitello. Te l'hai suggerito. Nessuno. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Il bacon? Qui Non ci va. no, Neanche il bacon, no, neanche no, il bacon neanche- ci sta. C'è qualcuno che suggerisce, ho questa sensazione. Ci va una crosta, giusto? E ora mettiamo questo, guarda. Qua. Questo mettiamo qua. Prosciutto crudo, si fa col Abbiamo- prosciutto crudo. E non ne abbiamo, ho messo il Scusami, bacon. ma che cosa c'entra? Ma è Vabbè, un'altra cover band- ricetta. è una cover band. Una Questi cover sono band. dei funghi macinati. Che funghi sono? Sono dei cremini macinati. Li facciamo prendere con un po' di aglio e olio. Mi metto un pizzico di sale Sì. e anche un pochino di pepe. E alla via così, guarda. E questo è già pronto e possiamo spegnere. Guarda. Devo mettere qui, lo un metto pochino, qui il sì, pepe? Sì. Mettilo così. Rimane. Basta. Va bene così. Ok. A questo punto, Sì, guarda cosa sì. andiamo a fare. Ci sono? Prendiamo la stessa padella, la possiamo Vai. usare, questa dove abbiamo usato i funghi, Ok. questa cosa qua la mettiamo sul fuoco, accendiamo, Sì. così, poi che facciamo? Non me lo ricordo. Vabbè, mettiamo un poco d'olio. Mettiamo un Me lo po' sono d'olio. ricordato, sì. Non ti arrabbiare se non mi ricordo le cose, può Infatti. capitare. Dai ragazzi, veramente. A te non è mai capitato? No, Ecco qua e andiamo a fare cosa? quella. La? Reazione di Maillard. Brava. Stavolta mettiamo un po' di sale perché abbiamo bisogno che i liquidi Escano. vengano espulsi. Ah, quindi bello sale. A volontà. Così, no, a A volontà. 200 gradi in maniera 20 da, minuti. da favorire la reazione di Maillard. Mi dai Mi una pinza? Mi dai raccomando, una pinza, una non pinza? più, non meno. Grazie. Perché se meno viene bollito, Brava. se più viene invece la reazione di A Brouchard. Brava. Ma quante ne sa, quante ne sa.
E stiamo facendo la reazione di Maillard, vedi? Sì, Bellissimamente, bella. mi sta piacendo. Eccoci qua, adesso sai che facciamo? Che facciamo? Prendiamo questo piatto Sì, e andiamo a mettere questo bel coscia di maiale. cosciottona. Così, va bene? Sì. E lo lasciamo riposare. E la lasciamo Togliamo riposare. questo. Togliamo. E cosa ti vado a prendere in frigo? Dimmelo, Totino. Pazzesco. Dimmelo, Totino. Non ve cosa l'aspettate cosa va a prendere in frigo? Dimmelo tu però. La sfoglia comprata al supermercato. No, no. Sfoglia fatta da lei, che l'ha fatta lei la sfoglia. Eccola qua. E qui abbiamo la sfoglia. Va bene? Questi sono i panetti, quelli là Sì, che li vendono così. esatto. Ora prendo il pollo. Sì? Così. Mi occorre prendere. No, ragazzi. Cioè, posso dire che cretino, lo posso dire? Non la tagliare, eh? Lo posso dire? Il mattarello doveva fare. Hai visto il mattarello? Tant'era mattarello che è volato. Hai visto? No, non ho parole, ragazzi, Eh? andiamo avanti. Non ho parole. Non ho parole. Sì, Vabbè. Allora. Stendiamo un velo pietoso. E allora ti faccio vedere cosa andremo a fare con questa Che devi fare con la sfoglia della sfoglia? pasta. Ne avremo due utilizzi. Mi prendi la ruota tagliapizza? La ruota taglia pizza, ci sono. Ok, Eccola qua. eccola. E voilà. Prendiamo il pollo, andiamo. Guardate, così. Ti ricordi che una volta abbiamo fatto le arancine così? Me lo ricordo, sì. Anzi, l'abbiamo chiamata arancina. Giriamo, giriamo così. Poi tagliamo ancora una. Guarda a te che roba. E rotelliamo. E arrotoliamo su se stessa. Ok. E la andiamo a mettere di nuovo in questo piatto. Ecco. Così. Prendiamo l'altra. Facciamo the same job, serve lo stesso lavoro. E andiamo a guardare, chiudere così. Bene, tutto per bene. Tutto per bene, così. Ce ne tagliamo un'altra così. E adesso con il pennellino andiamo a brillantare. Brillantiamo, dai, brillantiamo per bene. Sì. Così. Guarda a te che roba. E guarda. Ecco. E andiamo. In forno. E andiamo. Quanto? 180 gradi, 20 No, minuti. qui andiamo a 200 gradi oltre, circa un quarto d'ora. Quella è la base, 180 gradi, 20 beh, minuti. certo, Poi quelli insomma, devono- vabbè, se non sapete come mettere il forno, Ok, 180 ora gradi, facciamo 20 un'altra minuti. cosa, raccogliamo questo, prendiamo questa bella pasta sfoglia, così, e la andiamo a stendere in this way. Poi cos'hai? Farina di spolvero. Così. Bene. E andiamo ad allarghiamo. Le imperfezioni sono proprio perché è una pasta tirata a mano, non come qualcuno che se la compra. Vabbè, quella è già sfogliata, non ce fate neanche il traffico. La mettete, avvolgete, che cosa avete finito? Bene, quanto deve essere sottile? Ancora? Quanto deve essere sottile? 20 minuti a 180 gradi. Avete risolto, ragazzi, quello. Cioè, capite, la soluzione di una questa è la vita. base. Perfetto. Andiamo a mettere i funghi che abbiamo macinato e trifolato con un poco di aglio e dell'olio, E del pepe. del pepe e un poco di sale. E che facciamo? Li cospargiamo E questi così li mettiamo nella così. zona centrale, giusto? Esattamente. E questo è una prima. Sì. E voilà. E voilà. Ma non finisce qui, perché andiamo a mettere questo bel bel
Dove lo metti? Ah, lo metti così. Così. Lo avvolgi quindi. Così. Allora, siccome abbiamo detto che è una cover, perché qui ci andrebbe il filetto di manzo, ci andrebbe il prosciutto crudo, però se vogliamo contenere le spese... Il procedimento, diciamo, più o meno però quello, se no? vogliamo contenere le spese ci mettiamo un bel cosciotto di maiale che ha un suo Che non è perché, male. il bacon, Che non è male. andiamo a spendere meno della metà. Eh, Mi pare che non sia una cosa da poco. Sei d'accordo in sono questo? d'accordo. Ma quanto io vedi, la gente mi incontra per strada e dice non è bello il fatto che Desiree ti ha insegnato tutte queste cose, ma la tua capacità di apprendimento. Vedi come sei bravo. No, un bravo allievo, ragazzi. Lo Così, e riconosco. questo è un altro lavoro. Ora dobbiamo farne un altro di lavoro, guarda. Dammi un cucchiaio. Ecco. Questa è senape. Ah, lo ungi così Non è con la quella di senape? Dijon, Direttamente? è sempre senape. Bravo, così. Andiamo. Bravo. Andiamo a senapare. Senapare tutto. Raccogliamo quella un poco in più, così, giresse, facesse lo stesso lavoresse. Io non abbondo di senape perché non sempre la senape piace, ma se vi piace potete mettere quella che volete. Se vi piace la senape vera, mettete quella di Dijon, Ah sì? sì, che è meravigliosa, è in grande. Allora, Facciamo così, mi dai una marisa? questo è quanto? Quindi la marisa Aspetta. Dai la marisa. è qua. Ecco qua. Ok, Ecco. togliamo un po' di roba e Togliamo ci un facciamo po'. spazio, così, e andiamo a chiudere questa meraviglia. Chiudiamo così, poi tira, E chiudiamo così. anche se ti sembra che non si sia chiuso, non è così. Non è perché così. poi prendiamo questa parte e mettiamo così, ecco, prendiamo questa parte in a lungo Ah, lo andiamo in qualche modo a comporre. e lo abbiamo posto. Mi prendi un Ah, che piatto bello. Che ti di prendo? quello a barca, di quello a barca. Sì. Qua. Ecco Così. qua. E abbiamo fatto una cover del filetto alla Wellington, però Che non sarà niente male secondo me. Bene, andiamo a brillantare per finire. non è esatto. E poi in forno 180 No. gradi, 20 minuti. No, qui di più. Quanto? Qui abbiamo 180, 180, 200, 200 per almeno 30 minuti. Ecco qua, adesso lo Ecco. andiamo a mettere in forno. Ma come fai a capire che è cotto poi? Glielo chiedo, come 30 ti senti? minuti. Sono cotto. Vedi, perché sì, magari è innamorato e dice che è cotto. Si cuoce, tu dici 30 Sì, minuti? sì. Guarda che l'interno deve rimanere rosa. Ah, Se l'interno è cotto, hai sbagliato. hai sbagliato tutto, ragazzi. Speriamo di non sbagliare. E a questo Allora. punto non resta altro che metterlo in forno. Infornare. Così. Quindi dentro deve rimanere Rosso. e quindi deve essere 85 gradi al cuore. 85 gradi già dentro il soppaglio. 50. 72. 55 al cuore. 50-55. Ma lo sapevi, tu mi fai i tranelli, è vero? Vedi, Tu mi fai ragazzi, i tranelli per vedere se io ci 72, casco. 72 gradi E allora esattamente. facciamo una cosa. Puliamo. Ripuliamo il tutto, così abbiamo il tempo di sfornare i nostri prodotti e alla via così. Torniamo per presentare i piatti. Bravo. Allora, abbiamo messo tutto in forno, abbiamo fatto tutto, possiamo salutare. Pronti? Ci No, lasciano c'è in fiducia. l'assaggio, raga, ma che in fiducia? Prendi i piatti in fiducia. Ci lasciano in fiducia. Signora, la fiducia è morta. Signora, stiamo avendo un po' di atteggiamenti Prendi i piatti, che dai. a me non mi piacciono. Prendi i piatti. Ancora prendi i piatti. Vediamo se è coraggio di dirmelo di nuovo. Prendi i piatti. Vabbè. In fiducia, ragazzi. Non si è sentito mai in fiducia. Ma E chi ti allora? conosce in fiducia? Registro, per favore, voglio una musica. Registro, di quella... mettigli la musica trionfale, per favore. Guarda. Così li esce, buonanotte. Cover band di Mamma Wellington. mia, ragazzi, che bontà. Cover band di Wellington. Cosa dire? Cosa dire? Le nostre coscette le metti. Le coscette le metti.
Le coscette le metti, ora le metto io. Allora, Dove? no, qua. Cominciamo da Prendi dove? il piatto e impiattiamo. Ci sei? Ecco, cominciamo dal Wellington. Cominciamo signora? dal Wellington. Sì. Aspetti un attimo. Ah, Ecco qua. Ecco qua, molto caldo. pronti? Ecco qua. Mamma mia, ragazzi, ma Mettiamo che qui. cos'è? E tagliamo, dobbiamo... Ascoltami. Qui Sì. ci vorrebbe una preghiera. Che preghiera è? Una preghiera per vedere com'è andata. No, tu hai detto no, viene bene, se seguite le cose, la temperatura viene bene. No! Avete visto? No! Quando l'esperienza premia? Regista, me lo stai inquadrando? Guardate che c'è qua. No! Prego, Madonna, proceda a questo assaggio. Pronti? Siamo pronti, Sì. ragazzi? Siete pronti? Proceda a questo assaggio. Che io le libero un po' con questo. Mi ci prenda la conza. Ma che rosa, ma che prosciutto? Ma che prosciutto? Guarda che c'è qua, Tutto mi devi prendere, tutto. Così, mi dica. Mi dica. Ma che prosciutto è? Ma che? Com'è andata? Mi fa parlare. Lo sapevo, ragazzi. Ho dato fiducia al ragazzo Come hai dato fiducia? ed è andata bene, ragazzi, lo sapevo. Fammi assaggiare quello, Ok, dai. aspetta. Fammi assaggiare. Oh! Dai, mettilo qua. Allora, Tu parla con la gente. continuiamo dopo. Io poso questo. Bene, impiatto io? Che ne pensi? Che stai facendo? Ti ho visto assaggiare. Apri la bocca. Apri la bocca. Ragazzi, No, fine puntata scateno l'inferno, ve lo fermati, dico. fermati. Che devo fare? Ah. Me la fai assaggiare così? Sì, deve In andare questo al morso. modo? Senti che c'è l'America dentro. Dov'è? Come? Dai il sapore. Ma dov'è? Nell'America. Sapore. Buono, ragazzi. Buono. Questo lo mangi i bambini a casa. Vabbè, Eh? I bambini a casa gli fai queste coscette così li mangiano come i cartoni animati erano così, ti ricordi? Venivano le coscette subito. saluta. Ciao, arrivederci. Buona. Fusi di pollo, leva e metti 6 fusi di pollo disossati e macinati. Fatevi dare dal macellaio le ossa dei fusi. Per la marinatura un cucchiaio di senape, 2 cucchiai di ketchup, un cucchiaio di BBQ, un cucchiaino di zenzero, un cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di paprika, un cucchiaio di miele, un limone spremuto, maiale alla Wellington, 1 chilo di coscia di maiale intera, 300 g di funghi cremini, 300 g di bacon, 3 cucchiai di senape, mezzo spicchio d'aglio, pasta sfoglia, un uovo per la brillantatura. Se la pasta sfoglia la vuoi fare tu, 250 g di farina zero, 10 g di zucchero, 5 g di sale, 100 ml di acqua. Per la piegatura 250 g di burro,